32 gradi, umidità altissima e un ostacolo in più per i binomi che questa sera si giocheranno la vittoria al concorso ippico internazionale, il Gran Premio Challenge Vincenzo Muccioli, 11ª edizione. Ben trovati gentili telespettatori di Rai Sport, buonasera da San Patrignano, un saluto da Marco Dell'Obrigida. Vi saluta anche Roberto Gambuti dalla regia, assieme a lui tutti i tecnici che vi offriranno le emozioni di questo concorso ippico, di questa serata. Siamo alle battute finali della prima manche, sono 2 manche, un percorso disegnato dagli svizzeri Rolf Rudi e Heiner Fischer, percorso molto impegnativo. 14 gli ostacoli, 1 con 3 sforzi, quindi una doppia gabbia, 1 con 2 sforzi, quindi una gabbia, c'è una riviera, però è un salto in estensione, quindi non c'è, tanto per intenderci, l'ostacolo in altezza, una triplice, e questo è Juan Carlos Garcia. Non c'è Rolli, avrebbe dovuto saltare, non è partito lui, non è partita neanche la tedesca Eva Maria Bitter. Per il momento abbiamo un parterre veramente dei Roi per quanto riguarda il barrage, perché sono qualificati Meredith Michael Sberbaum, il vincitore dello scorso anno John Whittaker, Gregory Wathlet, il belga che però è diventato ucraino, dopo diremo anche la sua storia, che ha fatto una grandissima veramente gara. Facciamo il tifo adesso per Juan Carlos Garcia, bene nella riviera, come ho detto il salto in estensione qui nel largo. Ora una girata a mano destra per andare ad affrontare il verticale, ancora poi il verticale con barriere, doppia gabbia adesso, che è composta da un largo, un verticale al centro e poi un altro largo come terzo elemento. Bene anche in questo caso, poi una girata piuttosto repentina a mano sinistra per il muro, gabbia composta da un verticale e un largo come secondo elemento di chiusura. Bene nel verticale, ricordiamo che vanno al barrage i percorsi netti, quindi chi non commette errore, chi non incamera dunque penalità, come Juan Carlos Garcia. 83-21 il suo tempo, ottimo, però alcuna penalità per lui, quindi come Juan Carlos Garcia dicevamo, e in ogni caso deve essere garantita il 25% della partecipazione al barrage, quindi alla seconda manche, tanto per intenderci. E se non ci sono 9 cavalieri o amazzoni che hanno il percorso netto, si va chiaramente a scalare con meno penalità, minor tempo, fino ad arrivare al 25%, calcolando che sono 36 cavalieri amazzoni, 36 binomi per la precisione. Siamo appunto a 9, come dicevamo, binomi che vanno al barrage, che vedremo tra poco insieme. Quindi bene con Carlos Garcia, ha esultato un po' anche Andrea Muccioli, buonasera prima di tutto. E allora, 11ª edizione di questo challenge, il ricordo di suo papà, il grande lavoro fatto da suo papà, che ha realizzato molte cose, anche questa possiamo dirlo, perché gli veniva detto, quando diceva qui farò uno dei concorsi ippici più importanti del mondo, verranno qui tanti cavalieri, c'era qualcuno che sorrideva, come dire, insomma non sarà semplice. Bene, questo qui è il punto più alto delle colline di San Patrignano, e qua c'era una vigna, punta della collina è assai adatta a fare una vigna, assai più strano farci un campo di equitazione. Lui la vide e disse: qua dobbiamo spianare un po', perché fra qualche anno salteranno i più grandi binomi del mondo. E aveva ragione. E noi lo guardavamo un po' strano, e invece aveva ragione lui. È bello essere riusciti a realizzare questo suo sogno insieme a tutti i ragazzi che in questi 15 anni si sono prodigati nell'allevamento del cavallo e nel diventare capaci di organizzare uno dei più bei e più apprezzati e importanti concorsi del mondo. È meno bello che lui non l'abbia visto, che lui non sia qua oggi fisicamente, anche se è qua, ci guarda un po' più in alto, e noi siamo contenti di aver festeggiato questo bellissimo percorso di Jerry questa sera, e urlato insieme a tutti i ragazzi qua in tribuna. Sì, perché insomma lui era l'ultimo dei possibili entrati nella seconda manche, era nono, quindi l'errore di Erik van der Vleuten ha fatto, come detto, a sussultare di piacere un po' tutti. Ci può stare, sarà poco sportivo, però è pure giusto. Sì, io dicevo ai ragazzi: facciamo finta di essere sportivi, insomma. Fair play. Ma sì, mi dispiace perché penso che abbia fatto l'errore o non abbia sentito la campana, credo che sia entrato in campo proprio in percorso tardi, perché non mi sembrava così lento in realtà, quindi credo che non abbia sentito la campana.
Mi dispiace perché veramente il cavallo stasera stava molto bene e Jerry l'ha portato molto bene. Senta Muccio, io gli chiedo anche insomma l'impegno, lo sforzo nel portare avanti tutto questo, al di là dello splendido concorso ippico che la RAI insomma trasmette praticamente da sempre, l'impegno di portare avanti una comunità così importante, è diventata importante in tante cose anche commercialmente parlando. I ragazzi insomma trovano una collocazione, trovano una ragione di vita, trovano ciò che forse probabilmente fuori non avevano, e è difficile. Quanto impegno ci vuole? Io presumo a tempo pieno, anche se ormai ripeto ha tanti collaboratori. No, bisogna sceglierlo come missione e ragione della propria vita, bisogna avere la capacità di guardare questi ragazzi non come dei falliti o degli irrecuperabili o degli scarti sociali, ma come delle straordinarie, bellissime persone che sono. Quando un ragazzo arriva da noi a chiedere aiuto, è spesso veramente un relitto umano che ha passato tanti anni in galera. Ecco, guarda, io scusi l'interrompo, però Gambuti ci vedere proprio questi ragazzi sono i suoi ragazzi, diciamo così. Questi sono ragazzi meravigliosi, l'importante è vederlo quando non sembrano così, non giudicarli per quello che hanno fatto di male nella loro vita, a se stessi e agli altri, ma essere capaci di vedere la bellezza, il talento, l'intelligenza, la creatività, la sensibilità nei loro occhi e nelle loro vite. Tutto quello che qua riescono a tirare fuori. Bisogna crederci, bisogna volergli bene, bisogna saper ascoltare e bisogna impegnarsi veramente. Guarda, tutto questo cosa dimostra? Dimostra che se ai peggiori della società, i presunti tali, gli viene dato una vera possibilità. Non li si guarda come dei malati, come dei recuperabili, come delle persone normali, con un problema in più, da aiutare a far crescere, a diventare padroni di se stesse. Tutto è possibile. Anche, ci si può affrancare da un passaggio. Anche creare il miglior concorso del mondo, perché questo lo fanno tutto loro. Tutti i ragazzi di San Patrignano fanno questo. Tra l'altro io vorrei ringraziare insomma pubblicamente proprio tutti i ragazzi dell'ufficio stampa, coordinati da Carlo Bozzo, Jacopo, ne ho conosciuti tanti in questi giorni e devo dire un grandissimo lavoro. Questo lo diciamo proprio perché è giusto che sia così. L'ospitalità, il campo gara, la logistica, però se posso fare un ringraziamento personale ai miei ragazzi, certo. Io ringrazio quelli che hanno pulito il campo la sera quando tutti andavano via, io ringrazio quelli che hanno fatto le pulizie e portato via le cartacce, io ringrazio quelli che stanno lavando i piatti adesso, perché loro sono il contributo forse fondamentale di questo concorso. Dietro le quinte, con umiltà, coltivando e costruendo la loro strada, il loro domani, stanno permettendo che questi altri ragazzi qua stiano vedendo il concorso e quegli altri stiano sul palcoscenico. Senta, questa è la RAI, quindi è servizio pubblico, è sport in questo caso, però è bello che sia coniugato anche al sociale e appunto a un problema così importante, che voi siate stati il volano per risolverle certe cose. Questo vi fa onore, voi come anche Don Gelmini e tante altre strutture, per carità, in questo caso è San Patrignano. Si sente di chiedere qualcosa in più, visto insomma, che siamo in televisione, eventualmente a chi? Allo Stato? Allo Stato lei si sente insomma appoggiato, aiutato? Io presumo di sì. San Patrignano è un caso un po' particolare, non ha mai chiesto un soldo né ai ragazzi che ha accolto, sono 25.000 e più in questi 29 anni, né alle loro famiglie, né ha mai preso un soldo dallo Stato. Vive con ciò che facciamo e con l'importante ricorso alle donazioni di privati, di sponsor, come si vede anche in questo concorso. Quindi una struttura totalmente autogestita. Ci sono tantissime altre comunità che hanno scelto strade diverse, legittime, rispettabilissime. Per carità, certo. Io ho una grandissima stima per le persone che ha nominato. Queste comunità per anni non prendono le rette dallo Stato che gli spettano e fanno sempre più fatica ad accogliere i ragazzi. Negli ultimi 5-10 anni hanno chiuso più di 200 comunità. Invece le comunità sono un patrimonio unico, straordinario che abbiamo noi italiani. In tantissime parti del mondo non ci sono comunità, ci sono solo cliniche, galere, manicomi e basta. Allora chi ha queste cose dovrebbe avere... Parlo di chi ci governa, parlo di chi gestisce i soldi dei servizi pubblici, dovrebbe avere il rispetto e la considerazione che tanti volontari, che tante comunità meritano e che non hanno. Il mondo viene a San Patrignano a capire come facciamo ad avere tanti risultati. No, anche perché poi insomma c'è una statistica confortante
e tanti, mi sembra insomma 6 o 7 su 10 di ragazzi che poi escono restano recuperati. Nel resto dell'Europa mi sembra sia molto inferiore la statistica. 3 ragazzi su 4 tra quelli che stanno qua un considerevole periodo di tempo non si faranno mai più, non toccheranno mai più nessun tipo di droga. Lo dicono statistiche e studi di molte università italiane con tanto di analisi chimica del capello, quindi non sono confutabili o discutibili. Un libro bianco con prove, chiamiamolo così. La statistica mondiale parla. Quelli che hanno più successo e che fanno le cose migliori hanno il risultato di 1 su 4 che non torna alla droga. Quindi c'è una tale rilevante differenza fra chi attua un percorso educativo e chi invece considera i ragazzi drogati come malati irrecuperabili, che vale veramente la pena di valorizzare queste risorse e non altro. Lo dico sull'ingresso in campo di Jerry Smith e di Nadir, che è l'unico cavallo italiano allevato in Italia, nato in Italia, di tutta questa manifestazione di Monte Alto. Lo scorso anno ne avete venduti, e questo è un altro merito che abbiamo. Ne avete venduti 8 come allevamento per 200.000 euro, e questo insomma è importante. Grazie. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Muccioli. Noi qui con Jerry Smith, Nadir di San Patrignano per la seconda manche, la parte praticamente finale per quanto riguarda il challenge, 11ª edizione di Vincenzo Muccioli. Jerry Smith quindi con la sua Nadir. 3 di penalità in 97-84 perché lui aveva fatto un percorso netto, ma 3 penalità perché è andato oltre il tempo massimo nella prima manche, quindi insomma lo ricordiamo perché non abbiamo avuto modo di vederla precedentemente. Campione italiano in carica peraltro. Campione italiano in carica Jerry Smith a Busto Arsizio, che andiamo a vedere sul muro. Gabbia. Girata a mano sinistra. Viene poi sul verticale. È cambiato ovviamente il percorso, non sono più 14 gli ostacoli per questa seconda manche, sono di meno. È tutto 7. 0 penalità, però 53 secondi il tempo limite, 51,96 con 3 penalità. 0 e dunque 3 totale per Jerry Smith, il tempo della seconda manche di 51,96. Percorso questo che consta di una gabbia, poi 3 larghi e 3 verticali. Siamo con il campione del mondo adesso, Jost Lansing, con Al-Khahil Valentina. Jost Lansing per lui campione del mondo, come dicevamo, ad Aquisgrana, individuale, è stato anche campione olimpico però con la sua nazionale a Barcellona nel 92, montava Igano, un castrone baio dell'81, qui si presenta invece nel binomio con Al-Khahil Valentina, come ricordavamo, questa femmina belga, figlia di Nabab Derev. Quest'anno hanno vinto ad Aversa il Master categoria speciale e un quarto posto poi a Kesteren e ad Hasselt, sesto a Lipsia nella mista, con ostacoli di 1,50 m per Jost Lansing. La gabbia girata a mano sinistra, è il primo dei cavalieri per caso, peraltro con 0 penalità. È stato durante la prima manche, praticamente lui era, pensate, il numero 21, 47 e 21, un buon tempo.
per il cavaliere belga e altra Zero penalità, alcun errore per lui. Juan Carlos Garcia adesso abbiamo visto benissimo nella prima manche, praticamente in apertura del nostro collegamento. Jos Lansing, Juan Carlos Garcia adesso insieme al suo Toronto Van de Pandenborre. Ricordavo prima, è nato a Bogotà, lui che già l'ha vinto il concorso ippico di San Patrignano una volta nel 2002 con questo stallone baio olandese, belga, figlio di Hoyo Van de Pandenborre. Quest'anno hanno avuto la vittoria nella mista 1,40 m a Codroipo. Al secondo posto a Busto Arsizio nella terza prova a 2 manche, campionato assoluto, alle spalle proprio di Jerry Smith, Juan Carlos Garcia. Bene nel largo, questo poi gli permette di affrontare con una bella girata a mano destra il muro. Gabbia, il primo elemento della gabbia più basso rispetto al secondo, 1,40 m contro 1,50 m. Intanto bella la girata a mano sinistra, ancora il largo per chiudere dopo il verticale. Qui deve per forza di cose accelerare, prende ovviamente tempo, vediamo un po'. Con Carlos Garcia 43,63. Supera di 4 secondi Jos Lansing, 47,21. Grande prova di Juan Carlos Garcia. Adesso si facciano sotto gli altri. È chiaro che, attenzione, insomma, qui abbiamo veramente grandissimi atleti, grandissimi cavalieri, grandissimi amazzoni. La prossima è Joy Gatlin, si è fatta male nella prima manche Addison Phillips, altra amazzone statunitense che è caduta, brutta caduta peraltro per lei. Bene invece, tanto guardate che bello cucciolo, insomma. Questo è un cane particolare, un cane africano, sudafricano per la precisione, viene usato per stanare i leoni, tra l'altro. Comunque, Joy Gatlin con Sankals King, tutti i cavalli molto veloci quelli di Gatlin, che 4 penalità, un errore, si è visto anche dal secondo elemento della gabbia, va molto alto sull'ostacolo il cavallo, il che significa che non è ancora un cavallo abituato a saltare gli ostacoli, è un cavallo insomma giovane, un po' nervoso, che va disciplinato. Veramente il cavallo più veloce, il cavallo più preparato e più radente all'ostacolo. Tanti errori qui anche col posteriore. 12, 42,68, fuori dai giochi per quanto riguarda la Gatlin. È il momento, il turno di Marcus Henning. Tanto guardate che belle immagini. Che ci regala Roberto Gambuti. 12 penalità per Joy Gatlin. Sono ancora 31-32 gradi per la precisione. Peraltro è calato anche un po' il vento, c'è un vento piuttosto insistente. Marcus Henning con la sua Cinderella. Ho avuto modo di vederlo prima, Marcus Henning, peraltro è il penultimo cavaliere prima di Erik van der Vleuten. Partito Henning, primo elemento un verticale, poi un largo, una bella girata a mano sinistra per affrontare l'ostacolo numero 11 che è il muro. Gabbia abbastanza vicina alla gabbia rispetto al muro, non ha un ritmo indiavolatissimo il tedesco, però insomma cavaliere, ripetiamo, diciamo prima, di tutto rispetto, che ha vinto molto, ha vinto tanto. Qui bene nel largo, con una bella girata
per andare ad affrontare il verticale. Andiamo a vedere il tempo, buono, molto buono per Henning, che passa in testa perché siamo a 39 secondi e 57 secondi e 57, scivola, diciamo così, al secondo posto Juan Carlos Garcia, per il momento Henning il migliore. Altro tedesco tra poco, Christian Allmann. E ora ci sarà un bel duello tra compagni. Vediamo intanto le immagini di alcuni avversari, con gli elementi saltati da Marcus Henning. Ottimo il tempo, 39,57. Ricognizione intanto per Christian Allmann, cavaliere tedesco, il binomio qui assieme Koster. Avremo dopo il binomio che ha vinto lo scorso anno, John Whittaker con suo Peppermill. Scorso anno grande vittoria del britannico, una delle stelle mondiali dell'equitazione. Christian Allmann intanto su Koster, come dicevamo. Ora vedremo questa seconda manche. Un castrone grigio Holsteiner, nato nel 93, figlio di Calato, nato a sua volta da Capitol primo e Vanessa seconda. Vediamo questo grigio con Allmann, che faceva parte anche lui della nazionale tedesca, campione d'Europa proprio a San Patrignano 2 anni fa. Bene qui intanto nella gabbia. Buona anche la prova di Allmann, 38,05, quindi diventa lui adesso l'uomo da battere quando mancano di fatto 3 binomi. Abbiamo chiuso poi 38,05 per Allmann. Marcus Henning, e va a condurre la classifica provvisoria in delitto di questa firma. Bene Marcus Henning. John Whittaker adesso, come detto, il binomio che ha vinto lo scorso anno, John Whittaker insieme al suo cavallo Peppermill, uno stallone baio olandese nato da Burggraff, e lo scorso anno, come ripetiamo, grande vittoria qui per John Whittaker. Poi Gregory Watlett, occhio al belga naturalizzato però ucraino successivamente, perché ha già vinto a Cannes 100.000 euro nel Gran Premio del concorso ippico internazionale di Cannes, e qui già si è aggiudicato 2 gare nei giorni precedenti per giovani cavalli, per la precisione. Prima il premio numero 3, poi il premio numero 8 praticamente oggi, premio numero 7 oggi. Questo ovviamente è il Gran Premio conclusivo. Sta tirando Whittaker, va praticamente al galoppo con il suo Peppermill, gran bel cavallo per me. Dai, che bella girata a mano sinistra per andare ad affrontare il largo. Errore col posteriore, quindi sfumano le possibilità di vittoria, di doppiare la vittoria dello scorso anno per il britannico. 4 penalità, 40 e 91, tempo anche così, 4 penalità. Hanno sbagliato soltanto lui, Jerry Smith 3 penalità e 12 per Joy Gatlin, quindi 3 errori per 12 penalità per la statunitense. Ora Gregory Watlett, come detto, attenzione a questo binomio. 2 cavalli al termine, il primo è questo Lantinus, un castrone baio Dover di 9 anni, e poi avremo colei che è data per probabile vincitrice, ovvero Michael Meredith Baum, moglie di Marcus su Shutterfly. Gregory Watlett prima però. Lantinus, lui che fa parte della scuderia di Onichenko, un ricchissimo imprenditore ucraino, appunto. Lui è belga e ha inserito nella scuderia sia lui che altri 2 cavalieri tedeschi. Tutti e 3 hanno preso quindi a montare, gareggiare per l'Ucraina. Come detto, ha vinto già $100.000 a Cannes, 100.000 euro a Cannes, pardon. E qui
altri 2 bei gran premi per un totale di 30.000 euro all'incirca. Tempo da battere il 38,05 di Christian Allman, più veloce finora. Bene, 33, 35, dovrebbe avercela fatta, 37, 38 e 37, no, 38 e 37, pensate 32 centesimi più lento di Christian Allman. Secondo comunque Quatlet, e ora si gioca tutto il binomio che negli ultimi anni ha vinto di tutto e di più, ovvero Meredith Michaels Beerbaum, il suo Shutterfly, maschio vaio in Hannover del 1993, hanno vinto tantissimo insieme. Da Quisgrana un terzo posto campionato del mondo sia individuale che come team. San Patrignano lei vinse il campionato d'Europa non individuale, ma quello chiaramente che riguardava la nazione, la squadra, quindi la Germania. Nella Coppa del Mondo la vittoria a Las Vegas proprio con Shutterfly, nel 2004 anche in seconda a Milano con Shutterfly. Ripetiamo, insomma, binomio veramente straordinario. Giro di ricognizione le fa osservare, diciamo così, quelli che sono gli ostacoli, probabilmente reputa più difficili al suo cavallo da Beerbaum, studia un po' il percorso. Ricordiamo che hanno 45 secondi prima della partenza per poter effettuare questo tipo di ricognizione. Sta per partire Meredith Beerbaum, molto veloce, partita già tanto aggressiva, bene qui sul largo. Errore, fuori, quindi vince Christian Allman. Christian Allman vince il concorso ippico di San Patrignano. Primo posto per lui, secondo posto per Quatlet, e ora vedremo ovviamente il terzo posto per Whittaker. Poco importante in ogni caso, era attesissimo questo binomio, l'errore col posteriore, peraltro il secondo ostacolo. Chiude con un tempo anche buono, 39 e 40 secondi. 4 penalità per lei, non ce la fa a vincere il concorso ippico qui a San Patrignano Meredith Beerbaum. Christian Allman rimane in Germania, in ogni caso rimane in Germania la vittoria del concorso ippico, perché se lo giudica Christian Allman, appunto. Meredith Beerbaum fuori, peccato, certamente delusa lei assieme al suo Shutterfly, quell'errore col posteriore nel secondo ostacolo. Il Gran Premio Vincenzo Muccioli, ricordiamolo, insomma, ha vinto proprio da Christian Allman. Gregory Quatlet secondo, ha vinto due premi inferiori, il secondo posto qui, quindi importante. Marcus Henning, ricordiamo che ci sono 5 al terzo posto, Juan Carlos Garcia quarto, Jerry Smith al sesto, bene l'Italia quindi con un quarto e un sesto posto. Ricordiamo che erano comunque in gioco 50.000 euro. Prova più impegnativa del concorso ippico a Terrazza di San Patrignano è stato questo Gran Premio Vincenzo Muccioli, disegnato veramente, era dura da Rolf Ludi e Heiner Fischer. Per i due disegnatori di campo, appunto, la grande soddisfazione di aver creato un concorso ippico difficile. E intanto qui abbiamo su queste immagini, queste diapositive di fatto di cavalli, di binomi che hanno saltato qui. Noi ci salutiamo, vi saluta Roberto Cambuti dalla regia, siamo a lui, componenti della squadra tecnica, che vi hanno regalato le emozioni del concorso ippico di San Patrignano. È veramente tutto, grazie per essere stati con noi. Su queste immagini i saluti, buonanotte e risentirci a presto.